dire pago tutte le tasse fino all'ultimo o pago il mio dipendente. Quello che sceglie pago il mio dipendente non è un evasore, ma secondo me è un eroe. Ma lì non evade, però attenzione, l'evasione è un'altra cosa. Berlusconi è un esperto in questo senso perché si è preso una condanna a 4 anni per frode fiscale. Non pagare le tasse sui redditi che dichiari significa non hai soldi per pagare le tasse, come capita a tutti gli italiani o alla maggior parte degli italiani. Evadere le tasse è un'altra cosa. Io non vorrei evitare che venisse fatta confusione, perché qui mischiamo gli italiani onesti, cioè quelli che non riescono a pagare le tasse sebbene dichiarino regolarmente il loro reddito ma non ce la fanno e preferiscono pagare i dipendenti anziché pagare le tasse, e chi invece le evade a monte le tasse, che sono il peso della nostra economia, perché l'evasione è quella, e io parlo della grande evasione fiscale, parlo di chi prende i soldi e se li porta nei paradisi fiscali. Dobbiamo andare a colpire quelli, sono 120 miliardi di euro l'anno che se li riportiamo in Italia e se facciamo mettere nelle casse e nelle tasche dei cittadini italiani, delle piccole e medie imprese, abbiamo risolto il problema dell'Italia, abbiamo rimesso in moto l'economia. Se non facciamo comprendere che è conveniente rispettare la legge nel nostro paese, noi non ci mettiamo in moto, è un problema culturale e dobbiamo lottare l'evasione, ma la grande evasione sul serio, non proteggendo gli evasori. Questo è il tema vero. O lo facciamo questo passo avanti, e noi dell'Italia dei Valori lo abbiamo sempre guardi, fatto. è difficile che qualcuno le dica no, non lo facciamo. Vabbè, facciamolo però. Però sa, noi in Parlamento le leggi le abbiamo proposte, e questo è il problema.